e parla come la gente. Non ha filtri. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie, dunque oggi abbiamo come ospite Marco Tognini per la prima volta nell'anno 2026 che ci parla di una storia molto importante, la storia della Persia e dell'Iran che è sotto fuoco non reale, per carità, nel senso il fuoco c'è, è triste contro delle persone che sono innocenti, ma adesso il discorso non vorrei coartarlo subito in chiave politica perché a me interessa la cultura storiografica e cercare sempre di capire come in Iran si è arrivati a questo punto. No, pensavo a un fuoco di tipo informativo. Allora, Marco, ci sei? Sì, un saluto a tutti gli ascoltatori. Solo un secondo, una comunicazione, si diceva una volta di servizio che fa un po' ridere perché sembra di essere al supermercato, no, siamo a un livello leggermente più alto con tutto il rispetto del supermercato che io continuo a frequentare da piccolo borghese. Allora, due parole che finiscono con Ara, la prima è Tony Dallara che è venuto meno ieri, ma di cui parliamo poi in cultura popolare lunedì perché appunto insomma appartiene a quel contesto canoro tipico della musica leggera, tra l'altro appunto con un acme che risale agli anni 60, quindi insomma abbastanza datato, ma non per questo meno importante perché qualcuno parla addirittura di personaggio rivoluzionario nella storia della musica pop. La seconda ara invece è Anguillara. Faccio un'osservazione che può sembrare banale e sfiziosa. Negli ultimi 3 giorni abbiamo assistito alla scomparsa di due giovani donne, che abitavano nei pressi di Anguillara. Allora, la veramente disinformazia della RAI a un certo punto parla di Anguillara genericamente. Se si chiama Anguillara Sabazia una e Anguillara Veneta l'altra, ci sarà un motivo. Cioè, se tu mi parli, sì certo, la ragazza scomparsa da Anguillara, quale Anguillara? Cercate per favore di essere più precisi, perché la vera informazione passa dal dettaglio, non passa dall'ingrosso. Ecco, quindi se poi addirittura, come temo, Marco, se poi vorrai dire la tua, ma come temo, diciamo così, la RAI è ancora centripetata su Roma e considera Anguillara come il paese nostro, ovvio. chi se ne frega, capisci, di Anguillara Veneta, esiste solo Anguillara nostra, ancora peggio. E chiudo. Senti, allora oggi vogliamo parlare invece di cose serie, si fa per dire, con la storia sicuramente monumentale che tu sintetizzerai alla tua maniera esemplare, della Persia e dell'Iran, perché noi siamo arrivati a una svolta qui che potrebbe anche essere tragica e drammatica, ma comunque fa intendere che al centro dell'attenzione mondiale è diventato negli ultimi giorni proprio questo paese. Che cosa ci racconti? Perché qui c'è tanto, lo so che c'è tanto da raccontare, ma tu sei bravo nel sintetizzare. Prego, a te la parola. Grazie Andrea, ovviamente interrompimi se poi abbiamo qualche pausa pubblicitaria, piuttosto che se insomma il tempo dovesse terminare cercherò di essere più succinto possibile, pur in presenza di un paese di antichissima nascita, un paese, un impero, perché poi sostanzialmente è sempre stato visto come un impero perché c'è un'etnia dominante che sono i persiani, ma ci sono altre etnie adesso connesse, azeri, curdi, turcomani, beluci, uno stato che oggi ha 92 milioni di persone e che comunque fa riferimento a una zona ben precisa con origini antichissime. Il nome Persia, che è stato il nome poi dello Stato fino al 1935, deriva dal greco Persis, che a sua volta deriva da Pars, che è Parshua, che è il luogo di origine un po' del popolo persiano, mentre Iran
ovvero Ariana, che è comunque un nome presente fin dal mondo sassanide, vuol dire terra degli Ariani, Ariani intesi come un popolo nobile, diciamo, ecco. Che dire, è una zona che fin dal 7000 a.C. sull'altopiano vedeva i popoli elamiti che si fondono con quelli delle steppe euroasiatiche. Ci sono queste grandi tribù che diventano grandi popoli, i Medi e i Persiani poi, che sconfiggono l'impero assiro. Poi i persiani alla fine avranno la meglio anche sui Medi e con Ciro il Grande, insomma, unificano quello che è nel 550 a.C. l'impero Achemenide, che è una grande realtà. Con Cambise sottomettono anche l'Egitto, quindi è davvero una grandissima realtà che si affaccia, come sappiamo noi anche dalla nostra storia, fino alle città-stato greche della Ionia. È un impero che ha un re dei re, uno Shahanshah, che governa con un'amministrazione centralizzata, che però ha i suoi satrapi locali, ha un'aristocrazia militare, ha una sorta di burocrati locali che riscuotono le tasse, che amministrano la giustizia, ha dei soldati professionisti, ha delle strade principali con stazioni di posta. Ecco, queste sono tutte innovazioni che poi resteranno. C'è questo potere centrale con un imperatore che ha comunque anche valenza religiosa, è un imperatore dio, c'è la proschinesis, quindi bisogna inchinarsi, diciamo, di fronte al re, e poi sarà poi questo proschinesis presa anche dagli imperatori romani. Ovviamente c'è l'epopea di Alessandro Magno, che sconfigge Dario III nel 334, nascono i regni ellenistici, Antigono, Tolomeo, in questo caso Seleuco per la zona persiana. L'elemento greco si fonde, anche se poi resta dominante l'elemento persiano, però l'elemento greco resta anche nell'arte, nella cultura. Grandi testi comunque anche dei grandi filosofi greci restano in Persia, vengono analizzati anche da nuovi studiosi, e insomma diciamo che poi i regni ellenistici si sfaldano, però sempre con un occhio a occidente. Ci sarà poi l'impero dei Parti e poi quello dei Sassanidi, che sono i rivali acerrimi di Roma, 700 anni sostanzialmente di guerra con Roma, insomma dalla sconfitta di Crasso a quella dell'imperatore Valente. Insomma c'è questo grande bassorilievo con Valente inchinato di fronte al Khan, diciamo. Ha fatto anche una brutta fine poi l'imperatore Valente, quindi diciamo lotte diverse, i romani vincono anche con Traiano eccetera, però sostanzialmente questi scontri tra Roma e gli eredi bizantini e tra parti sassanidi favoriscono alla fine la penetrazione araba con l'invasione delle tribù nel VII secolo. Ecco. La cosa interessante è che in questo momento, dalla religione originaria, che è lo zoroastrismo, che è una religione molto interessante perché comunque ha un dualismo etico, una lotta cosmica tra il bene e il male, con una divinità superiore che è Ahura Mazda, che comunque è abbastanza vicina al monoteismo, che ha questi libri sacri, che è l'Avesta, insomma, scritto da Zoroastro. Si parla di libero arbitrio, di buone opere. Oggi resiste lo zoroastrismo soprattutto nelle comunità persiane dell'India, ecco. E poi invece c'è questo scontro, questa penetrazione che però è molto progressiva, dell'Islam sciita, che oggi rappresenta più o meno il 15% dei musulmani. Gli sciiti sono sostanzialmente la fazione di Ali, il genero di Maometto, mentre i sunniti pensano ad un califfato eletto, gli sciiti pensano ad un diritto divino di Ali, e quindi per gli sciiti c'è un imam guida spirituale e politica infallibile, ed è questa un po' quella che insomma poi vedremo fino alla teocrazia di oggi. Diciamo che la cultura persiana è una cultura che recupera scienza, arte, medicina, e che trasmette poi alla cultura araba quella che era sia la cultura greca che la cultura comunque di tutto il mondo pre-arabo, quindi di tutto il mondo, per esempio
mesopotamico e quant'altro. E fino a quando, diciamo, il mondo arabo non è diventato intollerante dal punto di vista religioso, questa cultura è cresciuta, poi si è un po' fermata, però per esempio nel Settecento, diciamo nel VII secolo, con la conquista omayyade c'è un grande impero. In un primo momento i persiani sono relegati, perché sia i Mawali, che sono musulmani, che i dhimmi, che non sono musulmani, non partecipano al potere, mentre con gli Abbasidi poi la cultura persiana diventa la parte fondamentale del mondo arabo. Pensiamo alla filosofia, alla medicina. È un po' l'epoca d'oro dell'Islam, ma è un Islam persiano. Pensiamo ad Avicenna, a Omar Khayyam, trattati di scienza, di musica, di matematica, di filosofia, insomma, ecco. E questi imperi diciamo, prenderanno via via uno il posto dell'altro, con un aumento dell'elemento turcomano dell'Asia centrale. Ci saranno i Selgiuchidi, i Corasmi, c'è la pausa dell'invasione mongola di Gengis Khan che pare faccia fino a 15 milioni di vittime, e poi con la frammentazione c'è prima l'impero Timuride dal 1300 al 1500 con Tamerlano, e poi il grande impero dei Safavidi che dal 1500 al 1730, i Safavidi sono sufi sciiti e quindi portano la Scia nel mondo persiano, ma portano anche la Persia nell'età moderna, con una rinascita nazionale, diciamo, e con un governo centrale che cerca di dominare un po' le tribù. I Safavidi, diciamo, allargano quelli che sono i confini più o meno odierni anche verso l'Azerbaigian. C'è Abbas il Grande che comincia ad aprire la diplomazia anche al mondo occidentale in funzione anti-ottomana, riorganizza l'esercito grazie a consiglieri militari inglesi, arriva fino al Caucaso, a Tabriz. Nasce Bandar Abbas, che è il porto di commercio iraniano sul Golfo Persico, sostituendo proprio i portoghesi. E quindi, diciamo, c'è questo regime monarchico molto accentuato e accentrato, mentre poi l'organizzazione tribale è quella un po' sul territorio. Gli fa seguito la dinastia Qajar, quella dei Qajari, dal 1780 circa al 1925, che hanno un potere centrale con questo Khan che si mette d'accordo poi con le tribù locali, con un apparato religioso. C'è storicamente una classe mercantile molto potente, i Bazari, e non c'è una vera classe media contadina. Questa è un po' la storia diciamo continua della Persia, quindi religiosi, burocrati, militari, mercantili, non una vera e propria classe terriera media. L'epoca Qajar è famosa, insomma, per diverse situazioni. C'è il cosiddetto grande gioco, cioè la lotta per il predominio nell'Asia centrale tra l'impero zarista e l'impero britannico. L'impero zarista in questi momenti, che occupa il sultanato di Khiva, Samarcanda, perché vuole arrivare agli stretti e vuole arrivare nel Golfo Persico. Ovviamente l'impero britannico difende il confine dall'India, cerca di contrastare la Russia, farà delle campagne, alcune fallimentari, in Afghanistan sotto la regina Vittoria. Ci sarà questo grande, che è chiamato grande gioco dagli storici, questo scontro proprio sul terreno iraniano. Il mondo Qajar è anche famoso per qualche curiosità. Ricorderemo le famose principesse con i baffi, che erano un canone di bellezza particolare, di femminilità, no? Taj al-Sultana, che era anche una femminista islamica a suo tempo, però è rimasto, insomma, famoso nella storia del costume. Nel 1906 c'è un tentativo di rivoluzione costituzionale, si crea il Majlis, che è una sorta di parlamento con intellettuali, ulema e mercanti, però a vita breve. Comincia nel 1901 la prima concessione petrolifera e quindi cominciano ad entrare, insomma, un po' gli occidentali. C'è un periodo di anarchia e di debolezza dello Stato, diciamo fino al 1925, con penetrazione di interessi occidentali non sempre visti bene. C'è la famosa rivolta del tabacco
e quant'altro, diciamo. Dopo la prima guerra mondiale l'impero zarista crolla e quindi l'impero britannico cerca di avere mano libera, prova con un trattato a porre il protettorato nel 19, allorché nel 21 Reza Shah, che è il comandante sostanzialmente della brigata cosacca di etnia persiana, diventa un po' l'uomo forte, denuncia questo trattato con gli inglesi, cerca un patto di non aggressione con i sovietici e fonda quella che è la dinastia dei Pahlavi, diciamo, attraverso l'autorità dell'esercito, della polizia, dei capi locali. Mette poi fuori legge i comunisti comunque per evitare rivoluzioni e cerca di mettere insomma la sua mano sul potere, di consolidarsi ridimensionando il potere degli ulema, quindi creando una vera e propria istruzione laica, l'Università di Teheran, stop alla Sharia, per fare il giudice devi essere laureato in giurisprudenza, eccetera, eccetera. È il momento in cui nascono la rete ferroviaria, le banche, le poste, telegrafi, c'è un avvicinamento molto forte all'Occidente e alla Germania, che poi aiuterà per esempio a creare le raffinerie di Abadan nel 1915, alcune compagnie straniere poi cominciano a penetrare e c'è ovviamente questa lotta molto forte anche nel dopoguerra. Nel 1941, quindi già in piena seconda guerra mondiale, britannici e sovietici occupano il paese perché vogliono evitare che si avvicini troppo alla Germania. Quindi Reza Shah viene deposto e viene messo al suo posto il figlio Reza Pahlavi. Nel 1943 c'è la famosa conferenza di Teheran tra Roosevelt, Churchill e Stalin che cominciano un po' a spartirsi il mondo, ma Reza Pahlavi comunque resta presente. Dopo la guerra i sovietici cercano di fomentare dei movimenti separatisti, ma il governo centrale resiste, se non che comunque la borghesia interna, gli intellettuali tentano con Mossadegh di creare un po' una monarchia costituzionale in cui sostanzialmente il sovrano è solo un fantoccio del Parlamento. Mossadegh però si scaglia contro le concessioni occidentali e nazionalizza il petrolio e quindi voi potete capire nasce poi il primo forse intervento occidentale vero e proprio, che è la famosa operazione Ajax della CIA, perché gli USA inizialmente favorevoli a Mossadegh poi diventano contrari e Mossadegh, nonostante abbia cercato anche riforme sociali, si aliena un po' il clero e ovviamente con anche ovviamente gli stranieri in casa non riesce a resistere. Che cosa succede quindi? Che viene deposto, i nazionalisti riescono a entrare grazie anche a una rivolta nel bazar e c'è il ritorno dello Shah poi nel 1954 che prima di tutto si solidifica facendo un accordo con le 7 sorelle, crea quella che è la sua vera autocrazia, cercando comunque, ripeto, una polizia segreta molto forte, la SAVAK, ma anche con buoni rapporti con i vicini, ma anche con Israele, Stati Uniti, Unione Sovietica. C'è un tentativo molto forte di riforma economica di Reza Pahlavi, che però viene creato in maniera molto pianificata verso il modello delle grandi imprese. Questo tentativo, che pure dà grande spazio all'industria e comunque l'industria procede, lascia scontenti comunque la classe contadina, crea dei disoccupati, crea inflazione e dall'altra parte un altro dei pilastri della società è il clero, che ha dei timori perché comunque lo Shah dà spazio molto a una liberalizzazione dei costumi, alla condizione femminile che diciamo dà alla donna istruzione, lavoro, diritto di voto, il divorzio e quindi comincia a nascere un dissenso interno che poi si alimenta anche con le minoranze e ci sono proteste importanti, anche perché nel paese dal 67 al 73 nasce un movimento religioso
che diciamo sposa un'idea teocratica, cioè i mullah non devono più essere disinteressati della politica, e nasce insomma e si sviluppa la figura dell'Ayatollah Khomeini, che viene esiliato. Ovviamente però le proteste continuano, ci sarà questa coalizione contro lo Shah che si ritrova nel 78 a Parigi, proprio guidata da Khomeini, e nel 79 ci sono un blocco delle attività, scioperi. L'esercito, dopo un primo tentativo di repressione, comunque non obbedisce più e si dichiara neutrale, e parte la rivoluzione islamica. Lo Shah tenta comunque prima di reprimere, poi tenta di trattare e poi scapperà negli Stati Uniti, diciamo. C'è un primo tentativo costituzionale, ma poi sostanzialmente il regime islamico diventa un regime davvero, come dire, molto, molto forte, un dualismo veramente molto, molto forte tra potere religioso e istituzioni statali. È il momento del famoso episodio della crisi degli ostaggi, perché i rivoltosi prendono l'ambasciata statunitense di Teheran nel novembre del 79, e quindi si instaura questo regime che comunque si deve solidificare. Il paese è indebolito e dall'80 all'88 ci sarà la famosa guerra contro l'Iraq di Saddam Hussein, perché ripeto il paese è indebolito dalle epurazioni eccetera. Saddam tenta l'attacco per prendersi la regione del Khuzestan, che è una regione forse più ricca di petrolio. Questa invasione però straniera aumenta il sentimento patriottico, quindi bisogna stare attenti anche a intervenire in determinate situazioni, e quindi da una guerra lampo diventa una guerra di posizione, che poi sostanzialmente si traduce in un nulla di fatto. Ecco, questo quindi è, nonostante, ripeto, Saddam Hussein fosse sostenuto da potenze occidentali, in parte anche dai sovietici, quindi diciamo c'è comunque un orgoglio anche iraniano per aver fermato insomma quello che è un po' il nemico storico, ma anche un po' il grande Satana che sono gli Stati Uniti dal loro punto di vista, perché hanno sempre protetto lo Shah, gli hanno venduto le armi e quant'altro. Ecco. Il regime ovviamente, nonostante l'isolamento diplomatico, cerca prima rapporti con i cosiddetti stati canaglia, poi comunque allarga le sue mire, ha rapporti privilegiati con la Turchia, con la Cina, con l'India, poi con la Russia putiniana. Ha un programma nucleare, perché come ogni regime pensa che se ha l'arma nucleare lo può garantire, insomma lo può garantire da qualsiasi sollevazione. Ecco. E questa è un po' la storia. Poi ci saranno periodicamente dei momenti di maggiore laicità e di maggiore teocrazia. Ci sarà la presidenza di Ahmadinejad, poi oggi Khamenei. I Pasdaran però, le guardie della rivoluzione, sono sempre molto vigili e presenti, e diciamo che veniamo alle proteste di oggi. Proteste che dal mio punto di vista sono solo in parte sociali, perché c'è questo grande problema anche economico, ecco, quindi la destabilizzazione, insomma, vedere l'Iran di oggi non è pensare alle cosiddette rivoluzioni, le primavere arabe e quant'altro, che poi erano quasi sempre eterodirette, insomma, da interventi occidentali, ma è un movimento complesso all'interno di una società che deve progredire in maniera anche molto ordinata, perché come c'è anche uno squilibrio, questo squilibrio provoca poi sempre una reazione. Ciò che è vero è che comunque oggi, insomma, stiamo assistendo ad un regime messo in crisi soprattutto di credibilità, e c'è una repressione veramente, veramente molto forte che non sembra fermarsi. Ecco, questo è il panorama che potrei darvi. Senti, facciamo un break e tiriamo un sospiro di sollievo, poi una domandona.
per dopo. Sentiamo la nostra conducatrix che ci dà il break. A dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Andrea, di nuovo a te la linea. Eccoci qua nuovamente. Allora, cerchiamo di capire una cosa fondamentale, Marco. Qui ci troviamo di fronte ad un'antica etnia che non è l'etnia turanica che ha poi generato i turchi, non è l'etnia indiana, non è l'etnia araba. Diciamo così, quella arabo-berbera che si estende dal Golfo fino ad arrivare al Marocco. È qualcosa di unico e inimitabile, originale, che a parte gli aspetti fisici, che mi sembrano comunque ancora oggi abbastanza evidenti, ma non voglio, questo è un tasto sempre pericoloso, lasciamolo perdere. Tutto quello che è cultura e tradizione si è sedimentato attraverso i secoli, tra l'altro generando, come tu hai illustrato benissimo, anche degli alti livelli di civiltà, di civilizzazione, di arte, di cultura, di tradizione, di espressione creativa, ma anche in epoca moderna una forma di artigianato evoluto o addirittura industrializzazione. Ecco, oltretutto tu hai fatto bene a citare il zoroastrismo, che è un'altra antica eredità a sfondo monoteistico, ma comunque molto diversa sia nei confronti del mondo giudaico sia nei confronti del mondo musulmano. Ecco, tutto questo, la domandona è questa: può pesare ancora oggi in una forma non di rifiuto, perché evidentemente conta il tempo che si è sedimentato nella modernità dell'Islam. Si dice non è un paese islamico, è un paese islamizzato, ma questa islamizzazione è durata già a lungo, e quindi io non penso che l'antica Persia ora possa liberarsi dall'Islam. Sarebbe utopistico, ma non lo dico, lo dico con il massimo rispetto della religione, ma qualora ci fosse quella volontà non penso che si arrivi a questo. Però è ovvio che il peso di quell'antica tradizione pregressa ed extra islamica si possa far sentire in tutto questo, perché poi nei posti bisogna anche viverci. Tu sei spiritualmente anima del mondo, io faccio più fatica, no? Perché sono quasi aggrappato alle mie radici padane e italiane. Ma fino a che punto può arrivare questa ribellione, che è una ribellione formale contro la repressione degli ayatollah e dei loro seguaci,
ma fino a che punto può ripescare quell'antica tradizione, no? Come se noi ripescassimo la tradizione celtica e la imponessimo, ma fino a che punto può scattare un meccanismo di questo genere, oppure si tratta soltanto di mediare sulla scorta di quello che aveva fatto Reza Pahlavi, quell'antica tradizione col mondo islamico, in modo che comunque in qualche modo si arrivi a un compromesso ragionevole e più occidentale? È un po' una domandona, non è facile, ma tu sei in grado di rispondere. No, diciamo che senz'altro l'islamizzazione si è compiuta e comunque è un dato di fatto, di questo paese. Voglio ricordare che insomma non è la prima volta che ci sono delle grandi proteste contro il regime, pensiamo al 2022, se non erro era a settembre, no? C'è stata la morte, vi ricorderete, di Mahsa Amini, che era quella ragazza che non metteva il velo. Il governo ha risposto con 20.000 arresti, 500 uccisioni di piazza, insomma impiccagioni, anche alcuni politici sono stati insomma arrestati e quant'altro, quindi c'è questa questa rivolta anche interna, che però è solo in parte una rivolta per i diritti, non c'è una generica aspirazione che potremmo chiamare democratica. Il fattore centrale resta economico, perché da anni l'Iran vive una crisi che potremmo chiamare strutturale, aggravata senz'altro dalle sanzioni, ma comunque fa riferimento all'isolamento internazionale, alla cattiva gestione, alla svalutazione cronica della moneta. Con un potere d'acquisto crollato, i salari reali sono erosi e quindi il risparmio è stato distrutto. Da qui si deve partire, perché poi il piccolo commercio urbano, eccetera, che è una parte importante dei pilastri della Repubblica Islamica, anche prima del 79 non si trova. Quindi non è una rivolta delle elite occidentalizzate, ma una crisi che attraversa settori centrali della società. Partecipano ovviamente anche le minoranze etniche, che è un punto di vulnerabilità di ogni struttura che potremmo definire imperiale, ma questo è un momento, per il momento di destabilizzazione, non è un momento costituente. Fa bene chi analizza a pensare che comunque è più facile magari dall'esterno dare sostegno a un movimento interno piuttosto che cercare di creare soluzioni modello Iraq, modello che non esistono, diciamo. Ecco, non c'è un collasso imminente del sistema khomeinista, perché è uno stato, ripeto, complesso, una macchina di potere che ha pluralità di centri decisionali, una base ideologica, insomma. Allora, tu dici che le donne, per esempio le donne iraniane, che subiscono vessazioni di ogni genere, eccetera, comunque continuano e continuerebbero a credere nei principi dell'islamismo, ecco, non c'è una sorta, perché poi, ripeto, lo so che si ragiona qui per dobbiamo assurdo, parlare no? di numeri. Sicuramente c'è un'avanguardia, come dire, anche nei diritti civili, ci sono c'è un'importante presenza, ci sono donne che studiano, che guidano la macchina, eccetera. Il problema fondamentale è che c'è una maggioranza, insomma, e tu con le maggioranze devi sempre fare i conti, perché insomma le minoranze restano, tra virgolette, in controllo solo fino a quando la maggioranza non si risveglia. Quindi l'unica cosa che si può fare è cercare un regime change, non con interventi, tra virgolette, pesanti, violenti, ma cercando di insufflare idee, risorse, accordi. Anche per esempio una svolta potrebbe essere una svolta nel commercio e quant'altro, a fronte di concessioni di vario tipo. Ecco, non è detto che la cosa abbia successo, perché anche l'abbiamo visto aprendo i mercati alla Cina. La Cina resta comunque un regime di fatto molto accentrato, ecco, per usare un eufemismo. Quindi vediamo cosa accade, cioè l'idea della battaglia del bene contro il male, insomma, è affascinante, ma insomma non ricade poi su quelli che sono i modelli reali della situazione. Senti, ma ci sono elementi per pensare a forme
non da parte della dirigenza diciamo religiosa, ma da parte della gente comune, elementi di antisemitismo e di antiamericanismo, indipendentemente da quello che sta accadendo adesso, voglio dire, si sono sedimentati nel tempo comunque questi fattori di opinione, oppure è una nostra coercizione mentale che vogliamo sovrapporre a loro, per capirci su questo? Diciamo che quando hai una propaganda decennale di questo tipo, ovviamente qualcosa resta sempre, ed è chiaro che qualsiasi intervento esterno viene vissuto come un'ingerenza, come una minaccia anche alla integrità. L'iraniano è un popolo orgoglioso da sempre e a prescindere da tutto, quindi insomma non è facile intervenire in questo senso. Ci sono, ripeto, delle evidenti situazioni in cui quest'odio anti-americano, nonostante ci siano anche persone più aperte, però quest'odio anti-americano sia comunque un dato di fatto, ecco, e quindi evitare di soffiare troppo sul fuoco per evitare insomma di dare al regime una narrazione di comodo. Chiaro. Dovrebbe essere la questione principale, insomma, ecco. Certo, avremo modo di riprendere, poi l'argomento è scottante, cioè sotto tutti gli aspetti, proprio visto come vogliamo fare noi alla luce della storia, che è sempre magistra vitae, non dimentichiamolo mai. Allora io ti ringrazio per il momento, io vado avanti con Sant'Antonio, ritorno alle radici nostre. Sant'Antonio esatto, Abate mangiamo oggi, i tortelli di Sant'Antonio Abate, esatto. Assolutamente, grazie di tutto e ci risentiamo presto, Marco. A presto. Quindi Sant'Antonio oggi è Sant'Antonio. Non l'ho fatto nella cultura popolare perché Sant'Antonio rappresenta qualcosa di molto forte per l'italianità, ma in particolare per la paganità. Sant'Antonio Abate, detto Sant'Antonio del Porcello. Il nostro Marco citava le scelte alimentari che si fanno oggi, comunque il legame forte anche appunto con la carne di maiale, e qui sembra quasi come dire, un'antitesi provocatoria nei confronti del mondo islamico, Sant'Antonio del Porcello. Ma c'è di più, perché se voi andate a studiare quella straordinaria disciplina, no, che è l'agiografia, non la geografia, l'agiografia, cioè la storia dei santi. La storia è il significato dei santi, perché dietro a ogni santo c'è un principio, un'idea, un archetipo, no? Un'energia di tipo simbolico. E voi vedete che appunto Sant'Antonio viene celebrato, io vi cito tantissime celebrazioni, le ho già citate in altre annate, vi cito a Bresto questo pomeriggio davanti alle ore 17, davanti ai magazzini, diciamo così, alla vecchia struttura dell'Iso Rivolta, dove si fabbricavano macchine, e ci sarà il falò di Sant'Antonio, che viene fatto ogni anno naturalmente. Possiamo dire anche artefice di tutto questo il grande assessore Adriano Radaelli, che di fede federalista, che ha organizzato ancora una volta questo meraviglioso evento, tantissimi falò altrove. Il falò nella nostra cultura è qualcosa che tende a chiudere una stagione per aprirne un'altra. Pensate al falò della Giubiana, che poi ci sarà presto, pensate al falò del Brusa-Laveja, e sono tante le cose, i falò, che rappresentano queste luci che arrivano. Pensate anche ai falò comunque di San Giovanni d'estate, ecco, di chiara origine celto-germanica. Però questa volta c'è di più, perché Sant'Antonio, ecco, chi ha letto bene i sacri testi, sa che Sant'Antonio fa iniziare il carnevale, fa iniziare il periodo del carnevale. Poi il carnevale avrà il suo acme
la sua punta di diamante quei benedetti giorni che precedono il mercoledì delle ceneri, no? Che quest'anno arriveranno praticamente verso fine febbraio. Però ecco, già da adesso noi possiamo dire, proprio con questo rito del porcello, come ricorderete sempre l'antropologia culturale, che cosa ci insegna? Non solo che l'uomo è ciò che mangia, ma che l'uomo mangia Dio, il pasto sacro. Ci sono libri monumentali che parlano di questo argomento. Il pasto sacro vale per tutte le religioni, dal zoroastrismo all'islamismo al cristianesimo, tutto le mondo si ciba di pasto sacro. E il pasto sacro che viene giustamente abbinato a Sant'Antonio è proprio il maiale che viene mangiato, che verrà poi mangiato, no? Non dobbiamo, certo, lo so che è una mentalità superficialmente animalista, cioè detesta tutto questo discorso, lo so, ma facciano le loro scelte gli animalisti o i vegetariani e va bene lo stesso, ma quel simbolo lì non puoi cancellarlo, e il simbolo è quello appunto di qualcosa che diciamo permette all'essere umano di rapportarsi con l'animalità più profonda, no? E che poi dopo si traduce in tutta una serie di scelte che adesso sarebbe lungo descrivere, insomma, tipici per esempio di contesti culturali come la Lombardia, laddove gli affettati, i salumi, la carne di maiale è usatissima. Ma proprio perché, attenzione, non sto dicendo delle boiate fine a se stessi, proprio perché prima c'è la santificazione da parte di Sant'Antonio Abate, quindi noi pensiamo, non voglio ferire qualcuno che ci sta ascoltando che appartiene al fronte così lontano dal nostro sul piano religioso, però per noi è un pasto sacro mangiare il maiale. Per un'altra religione che la pensa diversamente è una forma di offesa. Ma queste diversità non devono scandalizzare troppo, nella misura in cui il mondo è vario, cioè ci sono l'abbiamo visto con la storia della Persia, dunque ci sono contesti geografici, etnici, culturali, religiosi completamente diversi l'uno dall'altro. Ma inizia il carnevale, voglio arrivare a questo, proprio perché grosso modo da metà gennaio fino alla fine di febbraio, i primi di marzo, è un periodo che si oppone radicalmente alla Quaresima, e quindi e dove si possono durante l'anno, secondo la tradizione proprio anche cristiana, ma ovviamente anche pre-cristiana per la misura in cui l'ha preparata in molte parti d'Europa, noi possiamo concederci delle libertà che in altri periodi dell'anno non ci concediamo, secondo una cadenza, un ritmo che rimane sacro, mi capite? Ecco perché non si può, noi tentiamo di eliminare il sacro, no? Cioè tentiamo in tutte le maniere di dire ma chi se ne frega, ma insomma siamo soltanto degli esseri che respirano e che sono costretti a fare le loro varie funzioni per sopravvivere finché poi crepano un bel giorno e chi si è visto si è visto. Ma con tutta la nostra buona volontà di dissacratori, il sacro rinasce sempre perché dentro di noi è qualcosa di fortissimo, no? E appunto a livello conscio o a livello inconscio, perché quando poi noi rifiutiamo qualcosa rispunta a livello inconscio molto fortemente, ecco il gioco che lo stesso Freud aveva inteso benissimo, detta poi ancora le condizioni e le scelte che noi in altre maniere apparentemente diverse ma facciamo lungo una certa linea. Quindi via al battesimo del carnevale, la carne vale, ma certamente quella lì è una carne speciale per chi crede non solo in Sant'Antonio come immagine, come figura, ma anche per chi appartiene a una certa cultura senza per forza essere religioso. Ecco, una cultura che evidentemente
ha certamente, come sottintendevo maliziosamente qualche minuto fa con Marco, ha veramente le sue radici fortemente celtiche. Basterebbe pensare al famoso cinghialotto che rappresenta la scrofa semilanuta, che rappresenta la capitale morale dell'Italia del nord, forse anche economica dell'intera Italia, e comunque le tracce del celtismo si innervano comunque lungo la penisola e vanno ad abbracciarsi in maniera sinistra, ma pur sempre fruttuosa con le radici più mediterranee. 50 anni dalla morte di Agatha Christie. Agatha Christie è stata un personaggio epocale, fondamentale della storia della letteratura mondiale, una grandissima giallista. Quando scrivere un giallo era un'opera d'arte, produrre un'opera d'arte. Adesso i gialli lo scrivono anche le persone sprovvedute dal punto di vista culturale, spiace dirlo naturalmente, e il giallo si riduce così ad una dissacrazione del corpo, no? Attraverso il sangue versato inutilmente e con una forma non di recupero del sacro, ma dell'infero, del demoniaco. E quindi la grande giallista Agatha Christie sapeva ancora padroneggiare argomenti che ci riconducono a tristi fatti e triste azioni, ma con stile, con garbo e soprattutto con un insegnamento morale che troviamo soprattutto nelle storie di Agatha Christie legate a Hercule Poirot, un personaggio ormai diventato più che mitico per le riduzioni cinematografiche e televisive che sono state effettivamente fatte. Brevemente voglio parlare anche per obituario di Pietro Risso. Chi era Pietro Risso? Pietro Risso era il cantore di Nervi intesa come Genova Nervi. Genova Nervi, intendiamoci subito, è una delle più belle località del Mediterraneo. Genova Nervi è una parte del municipio di Genova. Il municipio, il maxi municipio, cioè l'insieme di quelli che vengono chiamati municipi, in realtà, cioè la grande città, la grande Genova, nasce il 14 gennaio del 1926. Siamo qui a festeggiare. Qui mi rivolgo sempre in modo particolare, come è già passato, ho già fatto recentemente, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici genovesi. Ecco, appunto, siamo qui a festeggiare 100 anni della grande Genova, una città di un fascino inenarrabile, che quindi comprende anche Nervi, che è diventata una località turistica di fama, oserei dire internazionale, ecco, per tutta una serie di concause e di fattori. Io in primis, scusate, non lo so di parlare troppo da milanese, cito il fatto che è la località di mare più vicina a Milano. In un'ora e un quarto, senza correre, si raggiunge, è vero, la bellissima Nervi. Nervi vive di scogli battuti dalle onde spumeggianti del mare, vive di turisti tedeschi e turiste tedesche che arrivano in cerca di una mitezza che non hanno nelle loro patrie, ma vive anche e soprattutto di chi intende il mare come risorsa non solo naturale, insomma, ma spirituale, grazie proprio all'impostazione complessiva della cittadina. Bene, Pietro Risso è stato uno dei massimi cantori, ha scritto in particolare un libro su Nervi e Sant'Ilario. Sant'Ilario è la località posta sopra, sulle colline sopra Nervi, citata da Fabrizio De André nelle sue canzoni, in particolare in Bocca di Rosa. Casualmente residenza
attuale di un certo Beppe Grillo, ma lo trovo meno importante questo fatto. E comunque Sant'Ilario e Nervi sono come due gemelli, ricorderete sempre il mio refrain filogeminiano, i due gemelli che vivono specchiati l'uno nell'altro e che permettono a molti di riuscire a godere di un panorama eccezionale che va da Portofino e nelle giornate più limpide, specie all'alba, della costa che arriva fino alla Toscana da una parte e dall'altra parte del ponente che si vede fino, mi sembra, a Capomele. Quindi praticamente abbiamo quasi tutta la Liguria come spettro visivo da Sant'Ilario e da Nervi. Pietro Risso è venuto meno il cantore, lo storico, colui che appunto ci aveva fatto conoscere attraverso i suoi libri ben impostati per precisione, puntualità, capacità di approfondimento, notizie che trapassano dalla toponomastica alla storia, alla cultura generale, all'architettura, all'arte, eccetera, eccetera. È venuto meno lasciando un vuoto veramente doloroso, non solo nei nervesi, scusate, veramente lapsus freudiano, e molto in tutti quelli che dalla Padania Interna si dice hanno da sempre raggiunto questo paradiso terrestre, appunto, che continuerà a chiamarsi appunto Nervi, con i suoi parchi, con le sue passeggiate, con i suoi gioielli artistici, con i suoi alberghi, i residence. Io non voglio fare pubblicità, ma non dico il nome, ma recentemente un albergo è anche diventato a 5 stelle e lì pronto ad accogliere quelli che hanno voglia di liberarsi un po' dalla saccoccia di troppi soldi che c'hanno. Scusate la battuta, ma a volte, cos'è che dicevo prima? Carnevale, una volta all'anno, semeni in anno, lecito insalire, una volta all'anno è lecito fare i pazzerielli, una volta, insomma, un periodo che si chiama Carnevale, non a caso. Io vi ringrazio della pazienza, vi rimando a Cultura Popolare, dove ho detto approfitteremo anche di parlare di Tony Dallara, che ha lasciato un altro vuoto incolmabile, e di tante altre cose che insomma sicuramente vale la pena approfondire. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore